ragazzi, dice la verità, nulla mi aveva conosciuto proprio. Poi mi sono avvicinato e ci ho visto che era vostra sorella, anzitutto figlio della signora sposa. Quindi ho cercato aiuto, non c'è. Però non ci siamo conosciuti, forse perché era troppo presto. Poi all'improvviso, guardate qua, è arrivato questo bell'uomo. Il commissario? Un commissario che abita nel nostro stesso palazzo, è stato così gentile che mi ha aiutato e l'ha portato qua. Sì, capisci, però c'è una cosa che non capisco. È che fuoriesce che l'ha trovato dopo la panina. Che fuoriesce, non c'è quando uno si mette un po' la manina in casa strada, si mette così. A me mi dispiace dirlo, Ceruto, ma posso fratello si gioca. Commissario, come sta dicendo, commissario? Ah, vedete? Fatto guardare buono faccio. E non ti metti scuola. Non ti basta che sei perso la moglie. E a Puparello che va a picchiare. No, Puparello no, figlio. Cosa dice a Puparello? Mettiti scuola. E tu sapi tutte cose e non meriti mai niente, eh? Ma che taccia La verità mi aveva detto! La verità! Sto parlando pure con te, hai capito? Ma ti troppo a lui. Va, ma così non risolvete niente. Medici, aspettate, ma non parlo facciamoci un bello piccerotto d'altro. Cameracci pure la brioche, chissà quando io non un bacio, chi so mi dispiace. Non vogliamo, Ceruto. Mamma mia. Mi sa proprio male, commissario. Mettiti scuola. Ceruto. Calma. Ma che passa? Non proviamo. Ma te lo troviamo? E poi? Guarda. La situazione di tua frate, la mattina non c'è una comunità. Bravo commissario, bravo. Ok, sì. Sempre capace, sì. Certo che è bravo, è una buona cosa, no? E poi quale comunità? Quale si indossa. comunità? Quale comunità? Quale comunità? Ok, ma parla vecchio! Ci sono dei centri organizzati in tutta Italia. Una. Dei centri organizzati in tutta Italia, uno dei migliori. Ceruto. La comunità di San Patrignano. Va bene. San Batignano. Hai detto quello di San Batignano? San Batignano. Commissario, io sono stato a San Batignano. Io stato. Ehi, io sono stato. Ah, pure tu sei Io- stato? Mi dispiace, non lo sapevo, mica posso sapere tu Io sono stato a San Batignano. Hai detto sono stato a San Batignano. Ok! Chi è? Sempre che io Ma perché, cazzo? Io sono stato! Eh. L'ha detto per correggete! Mica posso sapere tu cose, commissario. Comunque, cazzo, commissario. Adesso io vado a vedere. Vado a fare qualche telefonata. L'occhio mi fa impazzire. Se avete bisogno, sei mortineri, non ci Accompagno il commissario. Se va, Arrivederci signora Carmela. signora Carmela? Grazie, mi raccomando. Non si preoccupi, non si preoccupi. Grazie. State calmi. Commissario, scusate, ma ci rivediamo un momento. Che c'ha zecca, signora Carmela? Noi non ci siamo ancora sposati, commissario. Ma tu che ci Se mi dice a me che c'è, ne fa commissario e poi non sa niente. Io sono il suo futuro sposo, commissario, guardate che quando sono bello, 1,65 m per 350 grammi, qualche cosa. Ma tu, quante ne fa? Non vediate le misure? Ma da se mi un figlio in Bruxelles. Ma Mamma mia. perché, commissario? Ma lavate la mano. Ma perché, commissario? Ma commissario, aspettate un momento, commissario, ma io veramente sto. Guardate qui. È bellissimo, un sbronzeriato. Ma Carmela sta su, ma ci fa qualche cosa io. E che faccio? Che dolore, Carmela, aiutami! Carmela, guarda! Con rallentatore, guarda! Carmela, guarda! Ma non aiutami, eri andato via? Guarda che dolore, Carmela! E che mi importa? Aspetta, Carmela, aspetta, ci sarà seggi, fammi aspettare, Carmela. Ma ci sta io? Carmela, mi fa male la vertebra, guarda la vertebra. E che mi importa a me? Che ti importa? Già, che ti importa? Sono più di 7 mesi, Carmela, 7 mesi! Mi sto cercando di far mettere un ascensore in questo palazzo. Ma chi lo pensi di dire che l'amministratore non può sapere proprio? Quindi figurati, Carmela, figurati che Borisce a fa tutte le santi giorni sotto in coppo. Sei incantato disco. In questo palazzo. Che spastiamento, Carmela. Che giornata. Perché? Niente.
Lo sento buono. È un pensiero. Lo sento buono. Non mi sento buono. E che tieni che non lo sento buono? Io non mi sento buono. E che? Mi fa male il coscio. Va male il coscio? Non ti fa male? E coscio. Fa male il coscio? E coscio. Lo sai che conosco un metodo infallibile io per fartelo passare? Sì. Sì. L'ho imparato... Non so, ci sei lontano, ma l'ho imparato però. Però mi fanno pochi silenzio. Un po' tra si può crudo però. Ma silenzio. Mi sta fastidio. Uè, ma che fai? Io non mi sento buona, tu te ne approfitti. Ma chi se ne approfitta, guarda? Devi cercare solo di aiutare. Non si drammatizzare un po'. Senti, parliamoci chiaro, Carmelo. Perché poi a me sto fatto un stufo. A me mi dispiace quello che sta succedendo in questa famiglia. Pure perché siete brave persone e non ve lo meritate. Però tu non ne ha fatto così, non ne ha sta male. Perché queste cose. Oggi è successo qua. Mi pare può succedere in un'altra casa. E poi succede pure in all'ambito della società. Carito, non carito. Ho detto che tu non ne ha fatto così. Perché oggi è successo qua. Mi pare può succedere pure in un'altra casa. E poi queste cose succedono pure in all'ambito della società. Uè, è sporca società. Come sporca? Ma che? Madonna, mi che non me capisci mai! Ma che dici? Che tu non dici mai niente! Ma non ti perché dici mi che queste capisci a cose te. succedono pure? Chi è? State zitto! Ma c'è uno caso. No, non ci, veramente. Mamma là, senti tutto. Non ci faccio caso. E poi sapete che va appiccicato tutto. No, non ci stavamo appiccicando. Ah, no? Stavo spiegando una cosa a vostra zia che è un po' dura di comprendere. Ah, io sono duro. Stavo spiegando, questo come la vedo che sa addolorata. E non voglio che sa così. E stavo spiegando che queste cose che sta succedendo adesso al vostro fratello Salvatore, oggi sta succedendo in questa casa. Mi pare può succedere pure in la casa della gente, pure in dalla veda società. Che sa dalla mano? Ah, pure voi poi che sa da lavare, ma che sa da lavare, non sa da lavare niente. Oggi dice queste cose può succedere pure in la casa e ci sta giugiando di noi. Ti capito? Luca, vuoi dire che sono dispiacere che succede pure a casa dei signori. Bravissimo, Lonci, bravissimo. Ah, e che sto voleva dire? Come no? Ma chi t'ha dato sta lì? Come ma facile non fa tutto tu? State zitto, stai fanno una mano. State zitto e non Che parla. facete capire? Ma sempre io mangio sto sì. Sta. Sto sì. Uè, filume. Buongiorno, donna Fiume. Buongiorno. Come sta? Mi ci dà riposato un po'? Come vi sentite? Come mi ha già sentito, Maria, come mi ha già sentito? Lo so, avete ragione. Posso capire con loro che provano. Però donna Fiume, bisogna avere fede, qui la trita fede. Ecco, non sai, E allora vedrete, casa di Dio, una buona volta ci guarda pure a noi in questa casa. Vedrete che con l'aiuto suo tutto si aggiusterà. E poi ci sta pure un commissario che ci staranno una mano, quindi non vi preoccupate che a Salvatore lo troverà. Il commissario e tutto si aggiusta, Dai, non ti preoccupare, filume. Perché non la metto in coppa a lui, la donna Filomena, così sa una cosa e non ci viene giù. Ya, filume. Andiamo di là, così ti metto un po' con coppa nuliette, ya. poi non ce la faccio più, sempre con Manulieti, sempre con Manulieti. Ah, non fa così, ya. Dai, così dal riposo un po'. Coraggio, donna Filomena. Arrivederci, Lucari. Arrivederci. Pensate sempre a fede, Dio è grande. È grande. Povera fede. Quanti male avvenuti andava a passare la mano? Dopo la mano è Dio. Ma pure lo aiutano commissario. Ma se Salvatore non si mette a capo a posto, la vedo proprio brutta. Meglio che ritorni da portineria. Oggi ci sta a posto. Lucari, Chi è? Ma vado. E come stai? la chiave. Anzi, siamo a posto. E che è successo? Stavo dormendo con panno divano. Ho trovato frate mio Ciro, ho fatto cadere a terra, capito? Vabbè, commissario. Quale commissario? Mi sono pure confuso. Ormai sto pensando al commissario che devo aiutare. Sta questo commissario. Lo saccio. Però non ti preoccupare, che sia la classica giornata di me. Pure per me ha cominciato la chiave, per favore. A proposito, Lucari, la giacchetta non mi piace. Se posso, perché no? E tenete 50 euro da prestare. Appena posso, te lo restituisco. Fammi piacere, Lucari. Scusa, puoi ripetere una volta perché...
Non ci capito buono, ci serve?